Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. Questa mattina Stefano Marcon ha ritirato ufficialmente le dimissioni da sindaco di Castelfranco e quindi l'automatica, quella che sarebbe stata l'automatica decadenza anche da presidente della provincia, dimissioni annunciate lo scorso 24 giugno con un post su Facebook di cui vi avevamo ampiamente parlato a suo tempo. Trovate il link in descrizione della news sotto il video del TG, il nostro link sia all'articolo di approfondimento dedicato sia alla nostra intervista esclusiva pubblicata quest'oggi di tgplus.it, le parole in esclusiva di Stefano Marcon al nostro TG Plus Focus su questa importante decisione. Quindi Marcon rimane sindaco a Castelfranco, nonché presidente della provincia, però ha annunciato entro fine mese ci sarà il consiglio comunale dove chiederò la fiducia per continuare ad essere sindaco. Passiamo ora alla cronaca. I carabinieri di Zero Branco, a seguito di indagini particolarmente articolate, hanno deferito oggi in stato di libertà un 63enne di origine leccese residente nel Padovano per il presunto furto rilevato nei primi giorni del mese di giugno scorso all'interno di un colorificio del posto. Sempre i carabinieri di Zero Branco hanno deferito invece in stato di libertà per il reato di furto con destrezza una 45enne di origine romena residente in provincia di Rovigo. L'episodio in questo caso si è verificato alla fine di giugno invece all'interno di un noto esercizio commerciale della zona. Ancora cronaca dai carabinieri alla polizia, la polizia di Treviso, perché gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un cittadino nigeriano sorpreso in vicolo Montello mentre vendeva 3 dosi di cocaina al prezzo di 120 euro. Il compratore, italiano e residente della Marca, ha detto subito ai poliziotti di essere un cliente abituale dello spacciatore da quasi un anno. Questo ha permesso agli agenti di ricostruire l'attività di spaccio svolta da tempo dal cittadino africano. Le segnalazioni dei residenti del quartiere hanno avuto immediata risposta dalla Polizia di Stato, che ha predisposto servizi di appostamento e pedinamento da parte degli agenti, individuando infine lo spacciatore. Oltre all'arresto dell'uomo, l'indagine ha permesso naturalmente anche di sanzionare il cliente trevigiano, al quale è stata ritirata la patente poiché sorpreso appunto ad acquistare le dosi di cocaina a bordo di un veicolo a motore. Entro l'anno il progetto per il ponte di Vidoro. Gli autotrasportatori trevigiani esprimono soddisfazione dopo l'incontro degli amministratori locali avvenuto a Mestre con i tecnici di Veneto Strade, nel corso del quale è stata appunto garantita per la fine del 2023 la presentazione del progetto definitivo del nuovo tracciato di accesso per il ponte di Vidoro. La nuova infrastruttura è considerata infatti fondamentale dopo l'aumento dei volumi di traffico con l'apertura della superstrada pedemontana. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano e vi ricordo come sempre che potete ricevere tutti i nostri contenuti gratis, dritti nel vostro smartphone ogni giorno o soltanto i contenuti che scegliete voi mediante la app TG Plus.